Ciao ragazzi, benvenuti a Valeggio sul Mincio, ovvio. La prima volta che ho visitato un laboratorio di tortellini è stato più o meno 25 anni fa, sempre qui, sempre da Ramelli. E devo dire che allora, proprio come oggi, ho vissuto con grande emozione vedere queste migliaia, questi milioni di tortellini che ogni giorno escono dalle mani e dalle dita velocissime di queste signore straordinarie, abilissime, uno show per l'appunto. E credo che proprio tutti questi elementi, questa grande manualità, trasmettano quel senso di tradizione e di artigianalità che secondo me legittima la bontà di questo prodotto. Quanti chilometri di spoglia hanno fatto quelle macchine? Tantissimi, guarda, se mettessi su il contagiri come o contachilometri dovrei fare non so quanti giri. Sono 32 anni che tiriamo spoglia, per cui figurati. E quanti milioni di tortellini avranno fatto quelle dita? Da consumarsi praticamente. È una cosa impressionante, non lo pensavamo neanche noi di arrivare dopo 30 anni a avere, diciamo, una crescita così, ecco. Perché è un'arte fare i tortellini? Penso proprio di sì, che sia un'arte, come dipingere un quadro, come fare tante altre cose. È un'arte perché è una cosa che ti nasce dentro, se lo fai spontaneamente, con la voglia di fare, con la passione, diventa tutto più buono. E quali sono i punti forti di quest'arte? Quali sono i punti salienti del tortellino? Ma noi siamo stati sempre fermi su 2 o 3 punti principali: le materie prime, che sono scelte di ottime qualità, non abbiamo mai, diciamo, deciso di indietreggiare per i costi o meno. La manualità, come avete visto, e la serietà con cui si porta avanti l'attività, insomma. Ci sono diversi elementi che hanno contribuito in maniera determinante alla grandezza e alla prelibatezza del tortellino di Valeggio, ma ce n'è uno più decisivo degli altri, perché da quello tutto discende. E questo elemento sono gli artefici, o meglio, le artefici, le protagoniste, quelle che hanno fatto nascere materialmente il tortellino, le donne. Furono loro, in tempi meno fortunati rispetto a quelli di oggi, a portare avanti quella economia del recupero in cucina che di fatto ha generato i tortellini, perché il ripieno era fatto con la macinazione degli avanzi dei pasti precedenti. Poi, quando i tempi sono migliorati, quando finalmente il benessere è arrivato, le cucine di casa sono diventate piano piano, dal dopoguerra in avanti, anche le cucine delle osterie e dei ristoranti che accoglievano i viandanti. E da lì, da quegli anni, dagli anni 50, dagli anni 60, che si è avuto il boom del tortellino di Valeggio e dell'accoglienza in questo bellissimo paese. E ancora oggi come allora, dietro al tavolo dove si confezionano i tortellini, ci sono sempre loro, le resdore o le massaie o le casalinghe, insomma, le bravissime donne di Valeggio. Le donne hanno avuto un ruolo importante. Soprattutto una volta, insomma, sapete che il tortellino è nato nelle famiglie, è nato per un'esigenza, insomma, di non buttare via niente, e le donne, anche io con mia nonna, mia mamma, mia sorella, al sabato, la domenica eravamo impegnati a impastare, a fare i tortellini per la domenica, per cui le donne sono sempre il fulcro della famiglia, è quella che tiene unito la famiglia, ma anche nel nostro caso anche l'azienda. La sfoglia così sottile, la manualità, anche lì è un'arte, anche quella. È un velo quello che si tira, in 1 minuto o 2 si cuoce, non si deve rompere, deve rimanere elastico finché si incarta il tortellino, il ripieno deve essere delicato, proporzionato, equilibrato. Non è facile, insomma, ecco, non è facile. E quindi hai portato ciò che facevate in famiglia? Sì, no, diciamo che per noi è stato anche un po' naturale, perché eravamo abituati a farlo prima e l'abbiamo fatto anche per gli altri, per cui non abbiamo aggiunto tante altre cose, abbiamo aggiunto solo la passione per andare avanti, ecco.
E come ogni prodotto di eccellenza, anche per il tortellino di Valeggio non poteva mancare la leggenda, che è una leggenda d'amore nata dalla fantasia del maestro orafo Alberto Zucchetta, ed è la storia di un amore travagliato tra la ninfa Silvia, che vive tra le acque del Mincio, e il capitano Malco, capitano agli ordini di Gian Galeazzo Visconti, quello che ha costruito il ponte, giusto per intenderci. Se avete tempo e voglia, andate su internet, sui siti che parlano di Valeggio, questa storia la troverete, che è bellissima da leggere. Ma quella di Guido e della sorella Luciana non è una leggenda, è una storia vera, fatta di conquiste, di passione, di sacrifici, di soddisfazioni, anche se arrivate dopo diverso tempo, perché questo è il loro 35esimo anno di attività. Sono partiti da un settore diverso ma affine e poi piano piano hanno aggiunto i tasselli del loro percorso. Hanno aperto il laboratorio, poi qualche anno fa è arrivato anche il ristorante, la Tortellinoteca. Ma tutto è stato costruito con un occhio sempre attento alla passione e alla terra da cui arrivavano. Perché all'epoca, 30 anni fa, ci avete creduto tu e Luciana? Beh, è partita da mia sorella. Io facevo l'agricoltore, facevo il contadino, per cui insomma sì, avevo un po' di domestichezza, ma è lei che ha, diciamo, una dote naturale che hanno in pochi. Sono quelle doti che ti fanno fare la differenza. Ci siamo messi insieme, io porto avanti un po' la parte tecnica, la parte amministrativa, l'organizzazione, e lei, diciamo, che è la parte artistica, ecco, se vogliamo dire artistica, nella cucina. Luciana è una cuoca contadina e c'era un po' di crisi, allora abbiamo deciso, ma a Valeggio c'è il tortellino, i tortellini, la nonna li faceva, insomma abbiamo realizzato questo sogno, ecco, da 35 anni che siamo assieme. Cos'è la terra per te, Luciana? La terra, cos'è per te? La terra, è terra madre, la terra. È difficile farlo capire in un Sì. ristorante. Sì, perché vengono, mangiano, vanno via felici e contenti, ma tutti i prodotti che io vendo in negozio che sono sempre collegati alla terra, praticamente alle mie origini. E sono stata fortunata di essere nata in una famiglia contadina. Ho fatto un'infanzia bellissima e adesso con mio fratello ho fatto 35 anni bellissimi, anche se a volte litighiamo perché lui è più e io sono un po' più, però insomma... Cioè lui è più e tu sei più? Lui è più serio, diciamo, nel senso che invece io sono un po' esplosiva, un po' così, ecco. Comunque 35 anni passati assieme proprio belli. Forse non è che è proprio questo senso di famiglia che i tortellini ispirano a garantirne il successo? Ma sicuramente, perché è sempre un modo per trovarsi a tavola con un buon piatto, un buon profumo. La tavola diventa sempre il punto, diciamo, che unisce tutta la famiglia, ci si ritrova a tavola, perché dopo siamo tutti di fretta, uno va di qua, uno va di là, almeno a tavola una mezz'ora, un'ora, insomma, stare uniti, mangiare un piatto buono è sempre una buona cosa. Il nome Tortellinoteca suggerisce un catalogo di produzioni, non solo quello classico. Certo, sì. Diciamo che il tortellino è il cavallo di battaglia, dopo attorno mettiamo una miriade di gusti in base anche alle stagioni, ai cambiamenti, anche all'idea di mia sorella, perché insomma lei è un vulcano, per cui bisogna anche fermarla, perché a volte ce ne sono anche troppi di gusti, ma va bene così. Prendiamo molti prodotti anche regionali e li valorizziamo perché è giusto valorizzarli, perché l'Italia va valorizzata per quello che è, non bisogna nascondere niente e dire quello che si fa. Lo si fa perché abbiamo delle potenzialità enormi qua in Italia. Ho l'ultimo dilemma, classico, Guido. Asciutti o in brodo? Ma le due versioni sicuramente all'inverno ci stanno tutte e due. Ovvio che il tortellino classico di Valeggio va mangiato più al burro fuso salvia, però anche il brodo dice la sua. State giù con l'autunno, con le nebbioline, Esatto. scalda il corresino. Esatto. Buon appetito. Grazie Guido e complimenti per tutto quello che avete saputo creare insieme a Luciana. E grazie. Ragazzi, se passate da Valeggio, passate alla Tortellinoteca, che è un catalogo incredibile. Salute. Salute. Che buono.